Armi e bagagli, via gli scatoloni usati come bivacchi, hanno preso tutto, caricato i materassi di gomma piuma su alcuni passeggini, con i sacchi neri si sono allontanati sotto lo sguardo degli agenti di polizia locale. Beh, lì girano 22-25 persone, sono famiglie intere con qualche bambino, tutti dediti all'accattonaggio, quindi ci sono anche i bambini. Via Delù, via Trieste e Scrovegni, il triangolo degli accattoni, famiglie di rumeni già note alla polizia e che da tempo bivaccavano chiedendo l'elemosina. Che Roma non si sveglia, il dormiente ministro Alfano non decide, aveva annunciato 8 mesi fa, poi non se n'è più saputo nulla, un pseudo pacchetto sicurezza, io lo chiamo Paco a questo punto visto che non l'ha fatto, che doveva dotare i sindaci di maggiori poteri anche di ordinanza su questi temi di sicurezza urbana. Provvedimenti mai presi da Roma che dà ai comuni armi spuntate, così l'unico modo è il controllo costante, spostare le persone indesiderate nella speranza che desistano. A Padova abbiamo regole, chi non le rispetta se ne deve andare, dice il sindaco, che oggi ha incontrato il nuovo comandante della Legione Veneto Carabinieri Carmine Adinolfi. Tra via Delù, Scrovegni e Trieste hanno sede molte banche, quindi di sera l'area si svuota. Abbiamo chiesto alla proprietà, quindi alla banca stessa, se ci concede questi giardini. Abbiamo valutato con i cittadini della zona che sarebbero molto contenti se li circoscrivessimo chiudendoli, proteggendoli con illuminazione e telecamere, facendo uno spazio per i cani, uno spazio per le giostre dei bambini, però stiamo aspettando che Banca Intesa ci dia l'ok.